qui abbiamo incontrato dei giovani di Valencia che hanno risposto con allegria al mio riconoscimento della bandiera di Valencia. Mi sono dimenticato di ricordare anche il nome arcivescovo Enrique, del quale ho seguito delle omelie, delle sante messe in cattedrale, sante messe anche quella per esempio del 19 marzo, addirittura con anche la consacrazione in valenziano. Ecco qui quindi la bandiera della comunità autonoma di Valencia. Eccola qui spiegata, vedete, con l'allegria dei giovani valenziani. Eccola. Ecco, qui iniziamo a vedere altre bandiere, qui direi la bandiera rumena, qui la bandiera del Portogallo, qui un'altra bandiera, direi, dei Balcani, diciamo. Ecco qui una bandiera che dall'altro lato aveva i colori della bandiera brasiliana, peraltro la vediamo anche qui sventolare, sventolare. Ecco. Allora, intanto, ecco qui una chiesa a lato di Via della Conciliazione, giovani riuniti così per ascoltare la predicazione, qui in questo caso di Monsignor Fisichella che martedì 29 luglio ha anche qui parlato sempre del periodo delle grandi violenze che ci sono, non solo le guerre, ma un periodo di grandi violenze e quindi la necessità da parte dei giovani di costruire la pace per cambiare, quindi per avere la pace bisogna prima costruire, essere costruttori di pace. E com'è che si è costruttori di pace? Beh, sicuramente stando con Cristo non si è mai soli. Ecco, questi giovani hanno il problema della solitudine. Qui no, sono in gruppo, sono soli, ma questi sono i giovani più belli che ci siano. Sono giovani che hanno dei valori, giovani che fanno sacrifici, giovani che meditano, giovani che invadono le chiese. Ho presente, per esempio, mercoledì nella chiesa proprio di Stazione Termini dei Salesiani, la chiesa gremita con tutti i giovani anche per terra ad ascoltare la messa, ad ascoltare delle omelie, delle predicazioni dei sacerdoti che accompagnano questi giovani. Ecco. E un altro elemento, ecco, teniamo presente che i turisti a Roma sono colpiti da DASPO per i comportamenti che tengono, rovinando i monumenti e così via. Questi sono giovani straordinari, hanno gioia, valori, meditazione, diciamo se rispresi rientrano subito al loro posto. Per esempio io di passaggio ho spiegato perché stavo avanzando e subito dei giovani spagnoli e francesi che un po' facevano a gara per arrivare prima, ecco, si sono subito ricomposti e sono stati, come dire, tranquilli. Quindi sono dei giovani straordinari. Questi sì sono la speranza del nostro pianeta. Ecco qui un'altra bandiera, direi quella del Belgio. Prima forse ho sbagliato, ho detto quella della Romania. Ecco qui vediamo ancora sempre in via della Conciliazione molti giovani, qui la bandiera della Sardegna, ecco, bandiera anche italiana, bandiera del Canada. Vediamo quante bandiere, ma quanta gente, la bandiera americana, quanti giovani. Ecco, qui vediamo una delegazione, direi, anche questa era portoghese, era una delegazione
portoghese, e qui che da altre zone, dalla zona dei Musei Vaticani, arrivavano in via della Conciliazione. Qui vediamo il Canada. Qui vediamo, non sono riuscito a riprendere bene la bandierina, ma sono di Treviso, sono i giovani di Treviso che sfilano qui davanti alla sparuta delegazione canadese, ma qui sono i giovani di Treviso. Ecco qui ancora bandiere francesi, e con la vista, vedete come si vedeva da via della Conciliazione, il palco della Santa Messa di Monsignor Fisichella. Ecco, alla messa di Monsignor Fisichella è seguita la veglia di giovedì 31 luglio del presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, Cardinal Zuppi, sacerdote di Sant'Egidio, che ha continuato la catechesi sulla pace. Le guerre sono tutte nostre guerre, ha ricordato la posizione di Papa Leone sulla pace, una pace disarmata e disarmante, non la legge del più forte, ma è vergognoso che la legge del più forte sia, come dire, l'obiettivo sia l'obiettivo delle tre superpotenze che abbiamo visto prima essere oggetto del numero di limes in edicola. È una vergogna per i responsabili di queste nazioni non applicare assolutamente il diritto internazionale e dare solo peso alla forza. E venerdì 1° agosto c'è stata al Circo Massimo la giornata della riconciliazione con tantissimi confessionali, e sabato c'è stata, sabato 2 agosto c'è stata la veglia a Tor Vergata, e domenica a Tor Vergata mattina c'è stata la veglia, scusate, c'è stata la Santa Messa sul maxi palco di legno, con 2700 fontanelle di acqua potabile, con un grande lavoro dei volontari. Ecco qui vedete, qui siamo invece a San Pietro, vedete i maxi schermi, qui vedete Monsignor Fisichella che fa l'omelia. Ecco, vedete gli sguardi e l'attenzione dei giovani intervenuti alla messa, alla prima messa, diciamo, di accoglienza. Qui vedete sempre Monsignor Fisichella, e qui vedete, ecco, passando Regina Coeli, e qui, ecco qui, e concludiamo con questo, con i giovani, eccolo qui, friulani, che erano a Trastevere e hanno sventolato le bandiere del Friuli. Quando li ho salutati con Farce Friul, ecco come hanno risposto, sventolando la bandiera del Friuli: questi sono della diocesi di Udine. Ecco qui, vediamo altri giovani che vedete a Trastevere, luogo diciamo della movida per certi versi, ecco che invece dialogano e stanno insieme. E qui concludiamo con la vista dell'isola Tiberina, con il riferimento ehm, diciamo, all'ambito della religione ebraica invece. Bene, vi salutiamo e a domenica prossima.